In queste puntate, Borg di Graccian e Torner la Roe, un'istat dut pai frus. Si lavora in 12 scuole di città, gli appuntamenti de settimane. Anche se dome per un piccolo talk, Borg di Graccian alla tornata venda urla so Roe. Di qualche dì chi davanti Palazzo Giacomelli è a tornata a Cori Laghe che mostra il cemuc al veve di Iesi, un dei talks più bei de udin di una volta. Permette in sesti il canale cemucaliere, il comune alle la daura al disegno che dal 1950 lì era stato firmato dall'ingegnere Antonio Lavagnolo. Questo intervento è stato fatto possibile grazie al recupero di Palazzo Giacomelli, diventato come Museo Etnografico dal Friuli. Lavoro cominciato 4 anni in daura e costato 3 milioni di euro. La sistemazione è completata di una piccola area pedonale di avade fur davanti al museo, di dove che portisce il puntut che al permette di entrare gli oldi delle collezioni delle strutture museali. Un esperimento che alvarà per sicuro un seguito, perché l'interesse e il preseamento dei cittadini per operazioni di queste fatte si vede in dorman. E chi sta sburterà per sicuro a segnare in altri sponsor a torpe città la presenza di questi corsi di aghe che sono stati cancellati dal corso del sviluppo urbanistico del Novecento. I primi esempi di valorizzazione sono già in vore. Basta fare post metri se da ora dal Schlark dove è la trattoria al marinaio e sono da ora da VLGC lavori per realizzazione di un percorso ciclopedonale che va dritto a flanco de Roe e che si porterà a percorrere sia a Piit che su dos ruedis. E a partire col bot listate in città, che non previot dome concerti, spettacoli e incontri spaigrandi, ma anche un gruppo di occasioni per i più piccoli, al vierte al sierat, per gli oldi e appuntamenti, per da buon divertenza. Per esempio, sono i laboratori di lettura per i piccinins di 4 anni fa, che vanno sotto il nome di State in biblioteche. Te sede centrale o te circoscrizioni come che di via Martignà, che si vede te immagini, i lettori volontari del club ti leggono una storia in collaborazione con associazioni culturali come che di San Lazzaro e mostrano ai frus che i libri non sono come un mac di pagine e empladis di inglustri, ma un mondo di conti che alvierge sempre di più la loro immaginazione. Per notarsi basta chiamare il sito del Comune di Udine a direzione www.comune.udine.it e sezione Biblioragazzi o chiamare le biblioteche interessati. Un altro miec per daglion de Murbin all'istat dei frus in città è il Ludobus, che va a torseon per i spazi svers comunali per portare i piccinins laboratori creativi come questo che ovviamente a verde Umberto Saba di Via Ioppi. Chiarte, plastiche, metal, pieris e chiappi in vita davanti giux o piccoli tocs di mostrare a amici, tanto che un'opera di ingegno di grande fiat. Per informazioni, è possibile chiamare il punto informa dal comune in via Savorniane 12 al numero 0432 414 717 o 414 718 o l'ufficio Ludobus al numero 0432 271 677 o 56. Ogni mo consultare il sito internet www.comune.udine.it. Sistemare i locali di mense e da di blanc, ustai cuviers e realizzare un refettori. E poi cambiare i seraments, migliorare l'illuminazione e butta su le mani di chiarcine durante il covente. E sono i lavori di manutenzione che il comune metterà in vore dall'istat in 12 scuole e asilos de città. L'andaura e domandis che sono stati raccolti in grazie dal sportello Scuelis, attivato l'anno passato dall'amministrazione comunale. In tutto, questi interventi costeranno 255.000 euro. Si tratta in tutto caso di interventi che laranno in davanti anche dai prossimi anni, anche perché l'attenzione per Scuelis, per sicurezza e per qualità dei loro ambienti e ben prima per zona comunale della realizzazione di altre grandi opere, più evidenti ma per sicuro manco necessari. Gli appuntamenti delle settimane. Pipinoz senza confini, la rassegna è fatta tutte per i frus, si ferma martedì al 6:30 di oggi e oibe ai 2 di lui ai 6 di sera Teare Verde Marcello d'Olivo di Via Lafro a San Gotthard. I solisti veneti di Res di Claudio Simone
e interpreta in musiche di Mozart, Haydn, Paganini e Vivaldi al Teatro Nuovo, martedì 6:30 di ogni e 9 di sera. L'opera lirica Don Pasquale di Donizetti, portata in scena dal Caro di Tespi per direzione di Alfredo Barchi e va in scena in Place dal Domo, Ioibe ai doi di lui e 9 di sera. Getro Tal in concert, tal placial dal Cistiel te suage di Folchest, Wiener 6:3 di lui e 9 di sera. E sempre tal placial dal Cistiel e sempre te suage di Folchest, Roger McGuinn, già fondatore del gruppo americano The Byrds, all'in concert sabile ai 4 di lui e 9 di sera.